Buongiorno, buona domenica e benvenuti a TG Sicilia, i titoli del nostro telegiornale. A Biancavilla il personale sanitario è ancora sconvolto dopo l'ultima aggressione a una pediatra in corsia, finita con l'arresto di una donna di 25 anni. Siamo bersagli senza tutele, commenta amaramente il direttore del reparto. Morti sospette e continui disservizi a Palermo, l'ospedale Villa Sofia nell'occhio del ciclone, medici sul piede di guerra in difesa del manager, ma una relazione della regione inchioda il presidio sanitario sulle responsabilità gestionali. Caos sanità anche a Caltanissetta, l'ASP vieta le ispezioni in ospedale alla commissione comunale, proibito anche conferire con i primari. Il direttore sanitario sceglie di riferire solo al sindaco ed è polemica in città. In Sicilia peggiorano le condizioni del meteo, attesi temporali e un brusco abbassamento delle temperature, ma sull'Etna la neve si scioglie e non consente l'apertura degli impianti. A Catania pali e massi pericolanti che diventano pericoli costanti, a repentaglio l'incolumità dei passanti. Adesso tocca ad Agrigento, la città raccoglie ufficialmente il testimone di Capitale della Cultura 2025 da Pesaro. Calcio in Serie B, il Palermo in emergenza affronterà oggi pomeriggio il Modena al Barbera e in Serie C Catania tra poco in campo al Massimino contro la Juve Next Generation. Il Trapani riceverà il Crotone nell'anticipo, il Messina vittorioso contro il Taranto. Ancora buongiorno, la sanità in apertura del nostro telegiornale dopo l'ultima aggressione ai danni di una pediatra dell'ospedale di Biancavilla nel catanese culminata con l'arresto di una donna, interviene il direttore del reparto Dino Pennisi che chiede maggiori tutele per il personale sanitario in servizio, il servizio di Manuela Corsi. Quali sono le condizioni della dottoressa? Devo dire con un ottimismo che le condizioni fisiche vanno bene, chiaramente c'è ancora un grande coinvolgimento emotivo che non passerà da subito. Ai contorni di una spedizione punitiva, l'ultima aggressione avvenuta in un ospedale ai danni di un medico. L'ultimo episodio è accaduto a Biancavilla, dove una giovane madre di 25 anni ha aggredito e picchiato una dottoressa del reparto di pediatria. Prima la donna, visibilmente alterata, ha cercato la pediatra in reparto. Non trovandola, si è recata al pronto soccorso dove si è consumata l'aggressione. Alla base del gesto ci sarebbe un rancore legato alle condizioni sociali e familiari della donna che è stata arrestata in flagranza di reato dai carabinieri per effetto della nuova legge. Attonito il primario del reparto per questo episodio di violenza. A memoria mia questa è la prima volta, ecco perché rimango basito da una esperienza del genere, è la prima volta che mi accade di assistere o di essere testimonial di un evento del genere. Come si spiega questa escalation di aggressioni al personale medico anche in reparti tranquilli come finora è stata pediatria? I camici bianchi sono diventati oggetto di attenzione. In maniera maldestra, in maniera inaccettabile, in maniera condannabile sotto ogni profilo, da parte di chiunque voglia sfogare le proprie rabbie, i propri rancori, le proprie insoddisfazioni. E il camice bianco è diventato un emblema di questa voglia di scaricare le proprie ansie e tensioni. Servono più tutele, ci dice il primario, che non ritiene le bodycam un deterrente sufficiente come proposto invece dall'Ordine dei Medici. Io ritengo che ancor più utile sia un completamento di tutti gli organici, un aumento delle tutele dei luoghi di lavoro. Io preferirei più aumentare la capacità di mettere dei vigilantes o dei posti di polizia nei pronto soccorso, soprattutto quelli più caldi. Clima avvelenato nell'ospedale Villa Sofia di Palermo, nell'occhio del ciclone per i disservizi e le morti sospette. Dopo le dimissioni del direttore sanitario e la difesa di 70 primari, emerge una relazione riservata del dirigente generale della pianificazione sanitaria regionale, nella quale si additano le responsabilità gestionali. E domani il manager dell'ospedale è stato convocato dal presidente della regione Renato Schifani. Il servizio è di Manlio Viola.
Concorrenti responsabilità gestionali fanno sì che il personale assegnato al Trauma Center dell'ospedale Villa Sofia sia insufficiente e gli spazi dell'area di emergenza inadeguati. 2 giorni dopo le dimissioni del direttore sanitario dell'azienda ospedaliera Villa Sofia Cervello e 24 ore prima della convocazione del direttore generale e il manager della stessa azienda che domani dovrà presentarsi a Schifani, emergono i dettagli di una relazione del dirigente generale della pianificazione strategica in sanità sulla situazione dell'ospedale. Salvatore Iacolino si è recato a Villa Sofia a Capodanno e la sua prima attività del 2025 è stata proprio quella relazione riservata al presidente della regione, nella quale parla di gravi situazioni deficitarie, in particolare a ortopedia e medicina, con 50 pazienti in barella nell'area del pronto soccorso e 15 con fratture in attesa di intervento. Qualche giorno dopo arriverà la denuncia dei familiari di uno di quei 15 pazienti morto in ospedale dopo 17 giorni di attesa. Una relazione dunque che non accusa i medici ma la gestione dell'ospedale. Intanto gli stessi medici ospedalieri sono in rivolta e chiedono bodycam contro le aggressioni, denunciando un clima di continua intimidazione. I primari invece difendono il direttore sanitario dimissionario dopo l'incontro con Schifani. Intanto i sindacati denunciano ulteriore caos gestionale anche all'ufficio ticket, dove sarebbe stata spostata una unità di personale inopinatamente nel momento della maggiore pressione, e chiedono un cambio di passo nel processo di riorganizzazione aziendale. In questo clima avvelenato si attende il vertice di domani da Schifani. E la sanità crea polemiche anche a Caltanissetta, dura condanna dell'opposizione nei confronti del direttore generale dell'ASP, che ha deciso di comunicare solo con il sindaco della città nissena. Alla 6ª commissione sanità del comune è vietato anche fare ispezioni in ospedale e conferire con i primari. Il servizio è di Rita Cinardi. E scontro sulla sanità a Caltanissetta tra maggioranza e opposizione. Al centro del dibattito dell'ultima infuocata seduta del Consiglio Comunale, la lettera che il direttore generale dell'ASP di Caltanissetta ha fatto pervenire alla 6ª Commissione Sanità, nella quale riferiva che il suo unico interlocutore è il sindaco, cosa che ha mandato su tutte le furie l'opposizione, da sempre abituata a confrontarsi con i manager precedenti o con primari o dirigenti medici. Il direttore generale dell'ASP, Salvatore Lucio Ficarra, avrebbe infatti inviato una circolare anche ai primari dei vari reparti, riferendo che nessuno potrà comunicare con l'esterno senza la propria autorizzazione. E così per la 6ª Commissione sarà impossibile confrontarsi direttamente su temi prioritari come le lunghe liste d'attesa, la carenza di personale e le criticità di alcuni reparti dell'ospedale Sant'Elia. Vietate alla 6ª Commissione consiliare anche le ispezioni in ospedale. Secondo me è un fatto molto grave, proprio perché è una mancanza di rispetto, anche se la legge lo consente e dice appunto che l'interlocutore della direzione dell'ASP deve essere il sindaco, però sotto il profilo etico e sotto il profilo anche di un rispetto nei confronti della città, nei confronti dei cittadini che hanno votato i loro rappresentanti, credo appunto che sia una mancanza di forma molto importante. A prendere le difese del direttore generale dell'ASP di Caltanissetta è il presidente del Consiglio Comunale Gianluca Bruzzaniti, secondo il quale il manager si starebbe appellando a quanto consentito per legge. Ho semplicemente voluto ribadire che il direttore generale dell'ASP ha facoltà di non interloquire con il Consiglio Comunale, perché il referente per la sanità della nostra città è il sindaco Walter Tesauro. Quindi ho semplicemente ribadito in Consiglio Comunale che c'è una norma che prevede il comportamento del direttore generale. A fine seduta la maggioranza di centrodestra ha bocciato l'emendamento dell'opposizione con cui si chiedeva di impegnare il sindaco Walter Tesauro a sollecitare il riconoscimento delle istanze formulate dai sindacati in tema di stabilizzazione dei precari e proroga dei contratti. Adesso la cronaca aveva dichiarato il furto di 2 pistole, invece le teneva nascoste in casa. Un 66enne è stato arrestato a Paternò, nel Catanese. Circa un anno fa aveva avviato la procedura per chiedere il rinnovo del suo porto d'armi, ma i carabinieri non avevano potuto ritirare le 2 pistole a lui intestate, una Cougar 800 e una Block modello 19, entrambe calibro 9 e 21 con il relativo munizionamento, perché proprio in
quei giorni il pensionato aveva sporto denuncia dichiarando di aver subito il furto delle armi e delle cartucce. I militari non si sono fidati e all'alba hanno fatto irruzione nella casa dove in una colonna in ceramica, state vedendo le immagini del ritrovamento, c'era la prima pistola, poi al secondo piano in un frigorifero hanno scovato l'altra e 50 cartucce. In quello stesso piano, all'interno del forno, l'uomo aveva nascosto 14 munizioni. Questa domenica si è aperta con un'ondata di maltempo diffuso in tutta la Sicilia, ma meno intensa di come annunciato dalla Protezione Civile, che ha diffuso per oggi l'allerta gialla. Intanto sull'Etna, dove la stagione sciistica è da poco cominciata, c'è già carenza di neve. Il servizio di Simona Mazzone. Si è aperta con un'allerta gialla in tutta la Sicilia la prima domenica del post-festività, con un avviso diramato dalla Protezione Civile regionale che annunciava precipitazioni accompagnate da forti raffiche di vento per tutta la giornata. In modo meno acuto di quanto anticipato, maltempo diffuso sull'isola a macchia di leopardo, con precipitazioni più o meno intense che si alternano sia sul fronte orientale che su quello occidentale. L'arrivo di qualche giorno di pioggia in realtà era atteso per fronteggiare la carenza idrica e le falde a secco, ma pare che non basti, sia perché la Sicilia è all'asciutto da troppo tempo e quindi non è possibile colmare l'assenza di acqua con pochi millimetri di pioggia, ma anche perché sul fronte della siccità non arriva a penetrare a fondo sul terreno, restando in superficie. Sull'Etna, dove si è aperta un'entusiasmante stagione sciistica lo scorso 29 dicembre, la neve al momento è quasi un ricordo. Abbiamo pochissima neve sulle piste. Ieri abbiamo chiuso 2 ski lift nelle zone alte perché in determinati punti cruciali delle piste sono uscite fuori pietre, parecchie chiazze di terra, e oggi con la pioggia che c'è stata fino a pochi minuti fa la pista della seggiovia l'abbiamo chiusa perché anche in questa pista tante zone si sono aperte. Per ragioni di sicurezza dunque si è proceduto con la chiusura di alcuni impianti che verranno riaperti appena la situazione meteo lo consentirà, e come sull'Etna anche a Catania la pioggia si è presentata a intermittenza senza creare particolarmente allarme, così come a Palermo, Siracusa e Ragusa. Forte vento a Trapani e ampi rovesci a Messina. Le temperature, secondo gli esperti di 3B Meteo, subiranno, ma solo per alcuni giorni, una svolta di stampo prettamente invernale per un vortice di bassa pressione tra il basso Tirreno e il canale di Sicilia e il concomitante arrivo di correnti più fredde dall'Europa nord-orientale. I tecnici del soccorso alpino e speleologico della stazione Etna Nord con i vigili del fuoco hanno soccorso 2 uomini di 83 e 62 anni dispersi nell'area del Monte Baracca. L'83enne si era perso mentre effettuava sci di fondo, è rimasto ultimo rispetto al suo gruppo, ha chiamato i soccorsi poco dopo l'ora di pranzo e casualmente in quei momenti ha incontrato un altro escursionista, ma vista la notevole stanchezza e il buio che era subentrato, entrambi sono rimasti ad attendere l'intervento delle squadre di soccorso. L'anziano sciatore poi è stato portato al presidio ospedaliero di Taormina. E restiamo a Catania perché il pericolo, in questo caso è proprio il caso di dirlo, viene dall'alto, lampioni fatiscenti, blocchi lavici che mettono a repentaglio l'incolumità dei passanti. Ieri un operaio ferito durante il cedimento di un palo della luce. Tonino De Mana. È bastato appoggiare una scala metallica al palo della luce per farlo cadere, altri sono caduti o sono stati rimossi per precauzione, altri ancora rischiano di crollare perché ormai arrugginiti. Il pericolo arriva dall'alto a Catania e ne sa qualcosa un operaio di 44 anni palermitano che stava lavorando sul viale Vittorio Veneto alla rimozione di alcune luminarie di Natale. L'incidente sul lavoro è avvenuto all'altezza di via Gabriele D'Annunzio con l'operaio che ha riportato ferite al volto, agli arti superiori e al bacino, rendendo necessario il ricovero al policlinico. Non è il primo palo della luce che collassa, segno evidente che qualcosa non torna alla voce prevenzione. In via Vincenzo Giuffrida mancano all'appello invece alcuni lampioni che sono stati rimossi oltre un mese fa. A tal proposito una telespettatrice chiede il ripristino dell'illuminazione in un tratto pericoloso e in prossimità di un attraversamento pedonale. Da un pericolo all'altro sul viale Ulisse sono in bella mostra enormi blocchi che si sono staccati da una parete lavica. A parte le transenne, nessuno è intervenuto ad eliminare
eliminare il pericolo che esiste anche sul marciapiede opposto. Da Palazzo degli Elefanti fanno sapere che si tratta di terreni privati, da qui le lungaggini burocratiche che naturalmente allungano i tempi di intervento, mettendo a repentaglio l'incolumità dei passanti. Ancora un incidente stradale mortale a Siracusa, vittima una donna di 76 anni che ieri pomeriggio stava attraversando sulle strisce pedonali nel trafficato viale Scala Greca, dove le auto sfrecciano ad ogni ora del giorno. A prenderla in pieno e a sbalzarla per diversi metri è stato un furgone. La donna è subito soccorsa prima dai passanti e poi dai sanitari del 118, è deceduta all'ospedale Umberto I per le gravi ferite. Ad Agrigento adesso, Agrigento capitale della cultura 2025, il passaggio di testimone è avvenuto ufficialmente a Pesaro, sarà coinvolto l'intero territorio provinciale, dichiara il sindaco della città dei Templi. Ci racconta tutto Davide Sardo. Un cammino da proseguire quello di Agrigento come capitale italiana della cultura 2025 che raccoglie il testimone della città di Pesaro. La cerimonia ufficiale all'Auditorium Scavolini di Pesaro, dove il sindaco di Agrigento Francesco Micichè ne ha sottolineato l'importanza. Pesaro ha concluso il suo anno, il 2024, come capitale italiana della cultura e mi ha dato oggi un testimone importante per Agrigento capitale della cultura del 2025. Cercheremo di emulare, di imitare quello che hanno fatto a Pesaro, sono stati bravissimi, il testimone è passato ora ad Agrigento, quindi da oggi Agrigento ufficialmente è capitale italiana della cultura del 2025. Il 18 di gennaio noi ospiteremo il presidente Sergio Mattarella per l'inaugurazione ufficiale di questa meravigliosa avventura e che dire, viva Pesaro e viva Agrigento! Tra le iniziative previste il coinvolgimento dell'intero territorio provinciale seguendo il modello del progetto 50x50 di Pesaro che ha visto la partecipazione attiva di tutti i comuni, un impegno che punta a unire cultura, tradizione e sviluppo. È un esordio bagnato, è proprio il caso di dirlo, quello di Agrigento capitale della cultura, perché ieri nel Teatro Pirandello, il teatro che ospiterà sabato prossimo il Presidente della Repubblica Mattarella, ha piovuto durante l'esibizione della Jazz Orchestra del Conservatorio Arturo Toscanini di Ribera. La pioggia, infiltrandosi dal solaio di copertura dello stabile, è caduta sopra i musicisti. Dicono da Agrigento che ovviamente per sabato prossimo cercheranno di risolvere il tutto. Adesso noi ci fermiamo per una piccola pausa, poi un'ampia pagina di calcio. Ancora ben trovati nella seconda parte del nostro telegiornale, apriamo la pagina del calcio, partiamo con la Serie B, primo impegno del 2025, oggi per il Palermo allo Stadio Barbera arriverà il Modena, il tecnico Dionisi chiede 3 punti per rilanciarsi in classifica, servizio di Marco Gullà. Anno nuovo, vita nuova, il Palermo ci spera. Oggi pomeriggio al Barbera, il primo impegno del 2025, arriva il Modena. Diverse le assenze in casa rosanero, fuori quasi tutti gli esterni. Di Mariano, Di Francesco e Insigne. De Planche inoltre è convocato, ma in porta andrà Salvatore Sirigu. Il Palermo non può più permettersi passi falsi, anche perché la classifica inizia ad avere un'inclinazione poco rassicurante. Serve una vittoria ai rosanero che nel 2025 hanno salutato De Santis per il neo DS Osti che in sala stampa qualche giorno fa ha detto risaliremo in classifica. Partita importante anche per Dionisi, il tecnico resta ancora in bilico. Siamo stati poco efficaci per le occasioni che abbiamo creato durante tutta la partita, durante tutte queste 20 partite e in più lo ricollego un po' a quello che ha detto il direttore sportivo riguardo alle letture delle partite. Noi giochiamo da un po' con il voler recuperare qualcosa, l'unica cosa che possiamo fare è prenderci la cosa, affrontare la partita e prenderci tutto quello che nella partita c'è dentro e migliorarlo durante la partita. Scelte quasi obbligate in avanti, Brunori inizialmente in panchina con Cittadella dovrebbe tornare titolare, al fianco del capitano potrebbe giocare ancora Leduaron con Henry in panchina. A centrocampo potrebbe rivedersi Gomez dato in partenza fino a qualche giorno fa. Nel Modena c'è lo spauracchio Pedro Mendes, calcio d'inizio alle 15.
Andiamo in Serie C, dove tra poco giocherà il Catania al Massimino. L'avversario di turno sarà la Juventus. Next Generation, il tecnico toscano, si affida al bomber inglese, recuperati Jimenez e Di Tacchio. Tonino De Mano. A noi manca quella continuità, lo diciamo sempre, la continuità tra partita e partita e durante la partita. Dobbiamo lavorarci assolutamente. 22 convocati, 4 indisponibili, alcuni elementi non in perfette condizioni fisiche, ma il Catania non ha alternative alla vittoria, la cura migliore in ogni evenienza. I 2 minuti di Benevento hanno cambiato partita e prospettive, così oggi i rossazzurri sono costretti a battere la Juventus Next Gen nel tentativo di riprendere il cammino verso i playoff, dove la concorrenza è sempre più agguerrita. Occhio agli ospiti in forte ascesa e reduci da 4 vittorie e 2 pareggi nelle ultime 6 giornate. Capitolo formazione condizionata ancora una volta dagli infortuni. Out Luperini, Beters, Di Gennaro e Sturaro, Jimenez c'è, Di Tacchio pure, ma quest'ultimo debilitato da un fastidioso virus potrebbe partire dalla panchina ed entrare eventualmente a gara in corso. Confermatissimo inglese, così come molti interpreti della prima parte di gara contro il Benevento, con D'Andrea alternativa davanti a supporto dell'ex Chievo Verona. Catania Juventus Next Gen sarà seguita da Telecolor con diretta stadio, collegamenti dal Massimino, commenti da studio e interviste a caldo ai protagonisti. Calcio d'inizio alle ore 15, mezz'ora prima, appuntamento su Telecolor. Differita integrale del match in esclusiva lunedì alle 22:15, naturalmente dopo corner. E ancora in Serie C, il Messina ieri ha vinto una partita fondamentale in chiave salvezza contro il Taranto. Il Trapani invece è atteso da uno scontro diretto per i playoff contro il Crotone, oggi alle 15. Servizio di Francesco Triolo. Il Messina si rialza proprio nel giorno in cui non aveva alternative alla vittoria. I giallorossi superano per 1-0 il Taranto in uno scontro diretto dove avevano tutto da perdere grazie alla rete di Luciani a 10 minuti alla fine, che ha sfruttato un regalo di Marong, e prendono fiato in classifica grazie anche alla sconfitta della Casertana contro il Picerno, senza 6 giocatori non convocati e pronti con le valigie, prestazione comunque poco convincente per la squadra di Modica, arricchita solo da una volontà maggiore rispetto a quanto visto nelle ultime uscite. Poco si è visto nel primo tempo, dove ci ha provato un paio di volte Anatriello, più convincente la ripresa del Messina, ed un successo che mancava da inizio dicembre, punti pesantissimi per una corsa salvezza, per la quale però occorrerà un mercato importante e alla nuova proprietà. Il compito di non perdere ulteriore tempo, mai come adesso servono chiarezza ed operatività. Oggi pomeriggio alle 15 tocca invece al Trapani alla ricerca della vittoria dopo aver rimediato 2 pari nei match contro Foggia e Picerno. I Granata ospitano il Crotone ed Ezionino Capuano deve fare i conti con difficoltà di uomini, anche in considerazione delle tante partenze che stanno caratterizzando questo calciomercato invernale, ma occorre ritrovare soprattutto la vena offensiva, quella che sta mancando ultimamente. Il Crotone arriva al provinciale con 4 punti in più in classifica nelle ultime 13 giornate. Gli uomini di Longo hanno rimediato una sola sconfitta in campionato. Grande festa ieri pomeriggio a Mistretta, nel Messinese, per la manifestazione La Sicilia premia i campioni dello sport. Riconoscimento agli atleti azzurri d'Italia, a dirigenti e giornalisti. Il servizio. Lo scenario dello storico palazzo Mastro Giovanni Tasca di Mistretta ha fatto da cornice alla cerimonia della 12ª edizione dei premi atleti azzurri d'Italia. La Sicilia premia i campioni dello sport, organizzata dalla sezione di Palermo e l'associazione atleti olimpici e azzurri d'Italia. Il premio è andato alla judoka messinese Carolina Costa, bronzo alle Paralimpiadi di Tokyo 2021, mondiale nel 2023 a Birmingham e nel 2022 a Baku, e allo sprinter siracusano Matteo Melluzzo, oro con la staffetta 4% agli europei di Roma 2024 e quarto col quartetto azzurro ai Giochi di Parigi 2024, a cui è andato il riconoscimento nel ricordo del grande velocista palermitano Roberto Cecchinato. Per noi è un motivo di orgoglio premiare questi atleti che con il loro sacrificio, la loro abnegazione hanno portato in alto i valori della nostra Sicilia prima di tutto, e poi principalmente i valori universali dello sport olimpico, che è sempre stato portatore di pace, di serenità e di esempio per i giovani sportivi. Premiati dirigenti come Orazio Scarpa, il presidente regionale della FITP Giorgio Giordano,
tecnici come Salvatore Dell'Aquila, la Palermo Forense di Calcio, con Roberta Indovina, giornalisti per l'impegno nello sport come Lorenzo Magri della Sicilia. E Mistretta si conferma come città sensibile all'attività sportiva, con l'obiettivo di realizzare un centro sportivo che sia riferimento per tutta la Sicilia. Mistretta è una città che ha coltivato lo sport, soprattutto gli sport che non prevedevano strutture perché non ne avevamo. Ci sentivamo alcuni decenni fa i keniani della Sicilia. Beh, allora, complimenti a tutti, questa era l'ultima notizia, il nostro telegiornale finisce qui, vi ricordo che l'informazione su Antenna Sicilia ritornerà più tardi alle 20. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di domenica a tutti.